Firma l'impresa l'Atletico Messina che sbanca il Felice Naselli di Fondaco Nuova a Barcellona, centrando così il primo successo in campionato. Dopo 4 sconfitte di fila e l'ultimo posto in classifica a 0 punti, la formazione guidata dall'esperto tecnico Peppe Furnari cancella lo 0 nella casella delle vittorie e lo fa contro una Nuova Azzurra che cercava il pronto riscatto dopo i 3 KO consecutivi. È buono l'approccio alla gara della formazione dello Stretto, subito minacciosa per 3 volte, prima con Riccardo Libro, il cui diagonale mancino trova la pronta risposta di Soldino, poi con Bella Macina che dalla distanza chiama gli straordinari, l'estremo barcellonese, ed infine con la Corte che, ben servito dallo stesso Bella Macina, sciupa da pochi passi calciando addosso al portiere. Al 22esimo proteste della Nuova Azzurra che vorrebbe l'espulsione di Lembo per la manata ai danni di Maggio, sul quale però il signor Ferrara lascia giocare tra le proteste dei locali. Barcellonesi che ci provano poi su calcio piazzato, ma il destro di Cucè non crea problemi a Previti. Lo stesso Cucè si ripete anche ad inizio ripresa, impegnando in tuffo l'estremo biancoazzurro che è bravo a rispondere presente subito dopo, sempre alla punizione calciata dal solito Cucè. Poi però l'Atletico Messina torna a spingere, al minuto 57 i biancoazzurri la sbloccano quando il fischietto palermitano concede loro il calcio di rigore per l'intervento in area di Caitaz sulla Corte. Dagli 11 metri Riccardo Libro spiazza con freddezza Soldino, firmando così il vantaggio per i suoi e il suo terzo sigillo in campionato. La Nuova Azzurra non demorde e dopo il solito piazzato di Cucè, terminato di poco sul fondo, i barcellonesi troverebbero il pareggio al minuto 65 con Maggio che finalizza in rete il cross di Calderone, ma il direttore di gara annulla per un presunto fuorigioco. Nonostante ciò la squadra di casa cerca con insistenza la via del pari, ma per 2 volte è giunta al 75esimo e un minuto dopo non trova il pareggio sperato. Rimane ferma a quota 4 punti, ancora secco di vittorie in casa la formazione barcellonese, mentre può festeggiare l'Atletico Messina per i primi 3 punti conquistati che permettono ai biancoazzurri di lasciare anche l'ultimo posto in classifica.